La macchina organizzativa dell'Agragas, malgrado il coronavirus, non si è mai fermata. Società ed addetti ai lavori hanno continuato a intrecciare contatti interessanti in prospettiva del futuro biancazzurro. Un paio di imprenditori si sono fatti avanti e stanno portando una trattativa interessante che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. Si tratta della dottoressa Giordano, titolare di un'agenzia viaggi di Varese, alla quale si è aggiunto in questi ultimi giorni l'interessamento del 39enne imprenditore ed ex presidente della Cefaledium Giuseppe Barranco. Nei giorni scorsi il giovane patrone palermitano, contattato da alcuni amici agrigentini, avrebbe manifestato l'intenzione di investire nella società dell'Acregas, stuzzicato anche dall'idea di diventarne il presidente. Di ufficiale non c'è nulla, anche se non mancano dichiarazioni in tal senso. Tra l'altro lo stesso Giuseppe Barranco, sempre nelle scorse settimane, aveva manifestato una certa attrazione per i colori rosa-nero del Palermo. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e tutto chiaramente ruota attorno alle decisioni della Lega Nazionale Dilettanti del presidente Santino Lopresti, che tra i prossimi 8 e 10 giugno prenderà in esame le regole da seguire per i vari campionati dilettantistici e dalla conseguente composizione dei gironi di eccellenza e Serie D. Di certo c'è tanta carne al fuoco e tutto dovrà essere deciso entro la prima decade di questo mese di giugno. Ritornando all'interesse di Giuseppe Barranco manifestato nei confronti dell'Acragas, nei giorni scorsi aveva dichiarato: ad Agrigento sono legato da belle e profonde amicizie, alcune non hanno nulla a che a vedere con il calcio, ma vi assicuro che per me sono molto importanti. L'Acragas ha trascorsi tra i professionisti e ha uno stadio capiente, ha una tifoseria appassionato e partecipe. Ad Agrigento si respira calcio, sono sempre rimasto colpito e affascinato. Questo quando sono venuto all'Esseneto ho potuto vedere e ho percepito anche molto calore, l'amore che la gente ha per i colori biancazzurri. E poi in rete ho visto alcuni video da brividi. Avete un pubblico che trascina i giocatori a Cefalù per motivi di natura diversa. Non è stato possibile concretizzare i miei progetti che abbinano sport, turismo, sviluppo e infrastrutture. Chissà che ad Agrigento non sia il posto giusto. Una dichiarazione d'amore? Lo vedremo nei prossimi giorni.